Quindi dicevamo punteggio pieno, arrivò il saluto tra le squadre, risponde il progetto Futsal con ben 13 motivi per vincere oggi e rompere la magia dell'Ardea. I motivi sono appunto 13 punti in classifica che possono diventare 16. Verrà ora osservato il minuto di silenzio per le recenti morti che hanno colpito il mondo del calcio. Calcio d'angolo, buona anche la copertura difensiva del futsal calcio a 5 ed è ancora Bernardini con il pallone, la larga per Barbarisi e quindi deve puntare Artiglio, riesce a passare, poi deve tornare indietro. Allora è Vitigno sulla sfera, si accentra, poi sceglie di lasciare a Barbarisi che imbuca dentro, il pallone schizza buona per Artiglio, che per Vitigno che conclude e trova quindi l'1-0 per l'Ardea. Sul rimpallo la sua conclusione era imprendibile. Girata dietro per Bernardini, che è sempre uomo che imposta l'azione, ottimo il controllo di Vitigno che può tornare quindi dietro, ancora quindi Barbarisi a tener palla, l'imbucata interessante qui, ottima anche la chiusura da parte di Valleri ed è Bernardini in possesso, il pallone allargato per Barbarisi, la conclusione, la parata di Trippelli, qui litiga un po' col pallone, poi prova la conclusione che non gli riesce, si è un po' incartato sul primo controllo Angioni, l'azione comunque era buona, ottimo il recupero, possesso ora per Toppa, il servizio corto, il passaggio non è preciso, cioè, a tanto campo Vitigno, buono il tocco per Angioni, ottima anche la chiusura da parte di Toppa, poi il pallone, anzi scusate, Galbiati che va a concludere il tiro, finisce largo, non impensierisce Mugnaini. Occasione importante per l'Ardea per sbloccare il match sul pallone. Il sinistro di Bernardini o anche il destro di Barbarisi. Di scelte ne ha tante l'Ardea. Arriva il fischio da parte dell'arbitro, parte Bernardini e c'è il gol del capitano che porta quindi il punteggio sull'1-0. Non l'ha potuto l'estremo difensore Tripelli, punteggio 1-0, gol di Bernardini. Conclusione deviata. Ed è proprio Cannizzaro a giocare il pallone per Cinti che deve uscire qui dal pressing. Non c'è niente, dice l'arbitro. Possesso Ardea con Galasso. Buono il recupero, buono anche il servizio. Si può trovare 1 contro 1 contro Barbarisi. E qui Galbiati non ha ferito, non ha purgato. 1 contro 1, la conclusione è larga. Decreta appunto il tiro libero, cioè un calcio di punizione senza barriera, una sorta di 1 contro 1 contro Jacopo Mugnaini. Dai la mano, uscita da scuola, attraversate insieme, ma porco Dio, c'è poi giocare! Parte ora Galbiati e Mugnaini si oppone, grandissima la parata di Mugnaini che non fa passare il pallone. Progetto Futsal, dopo Mugnaini è riuscito a deviare la conclusione di Galbiati, ancora Galbiati ci prova, il pallone schizza buono per Cinti che riallarga per Galbiati che per un momento litiga col pallone, poi riesce a ritrovarne il possesso, ottimo il lavoro di Cernicola che mette in movimento Carletti che va a concludere e questa volta è Tripelli che dice di no all'Ardea con la maglia numero 10, la fascia da capitano al braccio, questa volta sembra che lasci al compagno il numero 21 Barbarisi. Per motivo 11 capitano anche lei così, portiere a posto? Arriva il fischio, parte Barbarisi, la conclusione, si insacca in porta, imparabile per Tripelli, punteggio di 2-0 in favore dell'Ardea, 2 gol su punizione, segnato Barbarisi, però è alto sulla traversa. Prego portiere, 1. Quindi Mugnaini tocca il pallone per Bernardini, entra subito Angione, il tocco verso il e poi la conclusione da lontanissimo da parte di Maceratesi che trova il gol sul cambio di portiere, punteggio quindi di 2-1 per il progetto Futsal.
Ancora Vitigno in possesso. Recupero qui del progetto futsal, arriva qui il fischio della fine del primo tempo, punteggio di 2-1 in favore dell'Ardea. Ardea che gioca con la solita superiorità, progetto futsal che comunque ha giocato un ottimo primo tempo dal mio modo di vedere, è riuscito a tenere bene il campo e a rimanere aggrappato al risultato e alla partita. Il secondo tempo sarà tutto da vivere. Che parte, poi lascia il pallone per Bernardini, appena entrato in campo prova ad accentrarsi, viene chiuso ed è Vitigno che arriva sul pallone, serve subito Angione che prova il dribbling, viene fermato, non c'è nulla per l'arbitro ed è Valeri a servire ancora Toppa che deve far fuori Bernardini, non riesce, sarà comunque rimessa laterale. Pallone quindi battuto per Artiglio, sempre verso Toppa che va a concludere di sinistro e qui Bernardini para il pallone. Vizio per Galbiati che poi serve Maceratesi, la sua conclusione è deviata da Bernardini, sarà quindi rimessa laterale. Rimessa laterale per il futsal calcio 5 con Galbiati. Ancora adesso Toppa che va a girarsi e c'è il palo colpito, l'arbitro dice non è gol sulla conclusione di Toppa. Vire Angione, ottimo il pallone, buono di Galbiati per Artiglio che però non riesce ad arrivare anche per la copertura di Bernardini. Laterale. Rimessa laterale Ardea, Angione sul pallone, adesso c'è il pressing del progetto futsal, arriva la conclusione di Galbiati che esce di poco alla porta, mentre dalla rimessa dal fondo Mugnini va a lungo su Cernicola, ottimo il servizio di petto per Angione che deve liberarsi dell'avversario, sceglie poi di prendersi la rimessa laterale sulla ribattuta, pallone quindi per Cernicola che ha cerchiato però da avversari, finisce per perdere il pallone ai danni di Maceratesi, ottimo il controllo di Galbiati che va a concludere il pallone sotto al 7, imprendibile per Mugnini, punteggio ora di 2-2, pareggio del progetto futsal, gol di Galbiati che non si fa sorprendere. Palla per Galbiati, l'imbucata dentro è sbagliata, può salire Bernardini che poi scarica per Barbarisi che serve Vitigno che va a concludere e c'è il gol dell'Ardea, punteggio di 3-2 con Vitigno che va a esultare insieme ai suoi tifosi. L'Ardea si è riportata in vantaggio, gol di Vitigno. Gabbo, sinistra, Gabbo. Quanto è? Sul pallone Bernardini, arriva il fischio, parte Bernardini, il servizio per Barbarisi che conclude il suo tiro, esce di pochissimo, ottima occasione qui per la Bozzetta che prova a stoppare su quel pallone, però rinvia Bernardini e lo mette fuori, ancora la Bozzetta contro Bernardini, il pallone è uscito e quindi possesso Ardea, punteggio di 3-2, Ardea in vantaggio solo di un gol. Vitigno va a contendere questo pallone, arriva torna Angione, ottimo lavoro di sacrificio per Angione che riesce anche a tenere in campo il pallone, va a concludere il tiro deviato con Tripelli che non si fa trovare sorpreso e quindi non passa, possesso ora Toppa che si allarga, conclude il tiro salvato da Angione, ripartenza Ardea però sfuma nel nulla ed è ora Galbiati a giocare il pallone per Toppa, la palla non è uscita, è riuscito a tenerla in campo, servizio poi per il compagno Maceratesi, ottimo il dribbling di Vitigno che aspetta la sovrapposizione di Angione che va a concludere, buon tiro, gran parata, bella questa azione dell'Ardea. Il corner battuto fuori sui piedi di Barbarisi che poi serve Angione che si allarga, va a concludere il suo tiro, sibila vicino al palo, arriva il fischio, il tiro di Galbiati, poi prova Cinti in acrobazia, la sua conclusione però non è potente, Barbarisi
prova a stoppare, anzi conclude direttamente, anche la sua conclusione non ha la potenza giusta, e poi Vitigno mette fuori il pallone, possesso Progetto Futsal sul pallone Galbiati, ottimo il colpo di tacco per Toppa che restituisce a Galbiati, la sua conclusione esce fuori. Peccato, bella azione qui del Progetto Futsal. Prendere con le mani Tripelli che lancia lungo verso Maceratesi, prova la sponda di testa, ancora il lancio lungo con Angione, prova a mettere giù, non arriva. Ed è quindi Cernicola che fa fuori l'avversario, va a concludere e c'è il gol di Cernicola. Sentite l'esultanza così elevata perché Cernicola è arrivato a 104 gol con l'Ardea, traguardo importante per lui, punteggio di 4-2, grandissimo gol. Arriva qui il triplice fischio, l'Ardea vince, si porta a 33 punti in classifica, 11 vittorie consecutive. Progetto Futsal è riuscito a giocare una buona partita, è mancato un po' di lucidità nel modo di vedere, comunque è riuscito a tenere bene il campo e a renderla difficile per l'Ardea. Ed è un saluto a tutti da Mario Nunzella di Live Sport Academy.